Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riprendiamo il viaggio nel sentiero iniziatico tracciato dalle lame dei tarocchi e procediamo con la lama numero 2 che è la papessa. Io vi mostro eh, la raffigurazione della lama del mio mazzo di carte, indicandovi comunque che non è l'unica raffigurazione disponibile e in effetti fra le varie versioni ci sono delle differenze che andremo comunque a valutare insieme, ma partiamo appunto da alcuni indizi. Ehm, Come vediamo c'è il numero, la seconda lama, il numero 2, che è già un'indicazione, non è una numerazione casuale, quella che è stata attribuita appunto alle varie lame dei tarocchi, ma una numerazione che per assonanza vibratoria ci parla di alcuni aspetti da tenere in considerazione nella lettura. Intanto guardiamo una donna di una certa caratura, di una certa importanza, seduta compassata su un trono, un sedile molto importante. Presenta altre caratteristiche, un libro aperto, un sedile che forma due strani ricci, che poi vedremo, un corpo che non si vede. Se voi guardate bene, si apre il mantello, la manica sotto è rossa, in realtà poi non si vede in questa versione, in altre versioni ha un corpo definito, non dalla palestra ovviamente, ma ha un corpo che si legge, cioè che si vede, ma presenta altri dettagli, come per esempio una tenda che si apre in due sulla parte superiore della raffigurazione della lama, in questo caso non c'è. In altre versioni c'è la presenza di un uovo, che in questa versione non c'è. Nella versione classica dei tarocchi di Marsiglia c'è anche una specie di Elsa che ha una forma fallica e in questo caso non c'è, che sono tutti rimandi che adesso andremo a vedere. Partiamo da quello che invece si vede. Si vede infatti un libro aperto, lei lo regge questo libro, e è il libro della conoscenza, il libro nel quale sono racchiusi tutti i segreti del mondo. Tutte le leggi della creazione sono qui, in questo libro, racchiusi fra le pagine di questo libro. Pertanto la carta, la lama della papessa, rimanda all'agnosi, alla perfetta, completa conoscenza del creato e di tutte le sue leggi funzioni. Cos'altro ci sta ad indicare dunque? Che questa conoscenza è possibile, ma ovviamente viene indicata dove la chiave attraverso cui è possibile fare una conoscenza completa e perfetta, attraverso il numero 2. Il numero 2 rappresenta sempre un piano duale, cioè l'opposizione di due aspetti della stessa cosa, cioè una matrice unica che però prende due sfumature opposte l'una all'altra, ma che ancora nella totalità formano una cosa sola. Cos'è dunque questo 2 che ci suggerisce la papessa e cosa ci permette di raggiungere la perfetta gnosi o conoscenza? La equilibratura che avviene fra il femminile e il maschile, l'aspetto destro e l'aspetto sinistro, ramo destro e ramo sinistro, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del nostro cervello. Dunque la coniugazione, l'armonizzazione degli opposti ci permette di comprendere il tutto, di imparare anche dal libro della natura. Ok, vediamo anche altre cose. Chi è la papessa? Abbiamo detto una donna di un certo tipo, che si capisce subito che è una donna di potere, una donna che ha un'autorità fuori dalla discussione. Indossa una tiara, un copricapo che già è indice
del suo ruolo e dunque è il copricapo che indossano le persone sapienti. E lei è la conoscenza, perché lei è Iside svelata. La papessa non è altro che la conoscenza che si disvela. Cosa ci dà questa sensazione di scoperta, di disvelamento? In alcune lame, come ho detto, le due tende aperte. In questo caso il libro aperto, il mantello che scopre, ma scopre l'infinito, cioè non è possibile definire cosa si va a scoprire, quello che si cela, lo scopriremo soltanto vivendolo, come cantava Battisti. Dunque la conoscenza è una conoscenza fatta anche di vissuto personale, dell'equilibrare dal proprio punto di vista, dalla propria posizione di partenza, gli estremi, metterli in coniugazione e apprendere però in un percorso solitario. Anche la papessa rimanda alle forze saturnine che si celano nell'eremita, che cammina solo in un sentiero dove non si spinge nessuno e che vedremo comunque più avanti. Ma la papessa ci dà un'immagine di un sentiero già compiuto, di un qualcosa già raggiunto. È vero che ancora non siamo, cioè dal 2 alla lama 9 c'è un grande percorso ancora da compiere, ma intanto la papessa ci dice cercate negli opposti e portateli a equilibrio, portateli a trovare un punto in cui il loro peso è uguale, cioè portiamoli appunto in armonia, valutiamo e per la conoscenza è possibile soltanto appunto in questo modo, cioè conoscere gli opposti. Cos'altro notiamo? Notiamo la presenza qua di una specie di piccola falce che è un richiamo appunto alla matrice lunare di questa lama. Infatti è assoggettata se dovessimo attribuirla a un dominatore planetario sarebbe sicuramente la Luna. Non per niente Iside è connessa strettamente alla Luna perché un altro aspetto della conoscenza è il lavoro interiore, cioè andare a sondare profondamente il nostro animo bilanciando i famosi opposti che appunto permettono e consentono di conoscere ogni singolo aspetto, anche il più remoto di noi. Un altro dettaglio molto interessante che troviamo nel trono, diciamo così, sono appunto questi ricci. In alcune raffigurazioni, infatti, il trono della papessa è posizionato al centro fra due pilastri. Se noi capovolgiamo la lama della papessa, noteremo che questi assumono l'aspetto di due grossi ceri illuminati. In effetti è un altro rimando occulto al culto di Iside. In effetti appunto i rituali di Iside si celebravano nel sottosuolo, comunque in posti anfratti, bui, illuminati solo dalle candele. Cos'altro sono queste due colonne, che in questo caso comunque non sono raffigurate, ma le colonne che si possono trovare in alcune raffigurazioni delle lame dei tarocchi indicano proprio il tempio salomonico. E le due colonne sono Jachin e Boaz, che sono appunto la conoscenza della mente, sono le due colonne contrapposte che spiegano l'esistenza della dualità di questo mondo, spiegano proprio il mistero degli opposti. Ecco che di nuovo si rimanda alla lettera, al numero 2. Un'altra cosa, un'altra considerazione da fare sulla lama della papessa è la corrispondenza del 2 alla lettera Bet. La lettera Bet dell'alfabeto ebraico è il simbolo della bocca, tutto quello che riguarda il nostro interiore, quello che possiamo appunto proferire a partire da dentro per il tramite della bocca, la bocca che ha sempre comunque due labbra. Abbiamo diciamo tanti rimandi appunto alla dualità e alla necessità di trascenderla.
Dunque, cos'altro possiamo dire sempre riguardo la dualità? La presenza appunto della via della mano destra e la via della mano sinistra. Questo è importante per quanto riguarda il discorso cabalistico legato appunto alla necessità di porre in equilibrio e armonizzare i due sentieri e preferire la via regale, che è la via centrale, la via dell'equilibrio perfetto. Ovviamente nel nostro percorso, affinché questo equilibrio si manifesti e diventi possibile, è necessario che si conoscano tutti gli aspetti e che non si vada a preferire un ramo piuttosto che l'altro, proprio per evitare di trascinare con sé un disequilibrio, una disarmonia. È importante conoscere ogni aspetto che in noi richiama o comunque trova un'analogia nelle Sefirot e dunque nelle varie sfere e nei vari dominatori associati alle sfere e come agiscono dentro di noi. Ancora una volta è importantissimo appunto questo lavoro di scoperta, studio, indagine interiore. Dunque ogni volta che noi troveremo la lama della papessa, immagineremo appunto che siamo di fronte a un mistero che si disvela, a un qualcosa che veniamo a conoscere e alla possibilità appunto di chiudersi in un momento di riflessione, di autoanalisi, silenzio e meditazione, induce alla riservatezza, ma anche a sondare gli aspetti legati all'intuizione, proprio tipici delle influenze lunari che si rispecchiano nella lama della papessa. Direi che insomma abbiamo analizzato in modo abbastanza approfondito, ci sarebbero tantissime altre cose da dire riguardo alla papessa, ma mi auguro che queste riflessioni vi siano sufficienti fino all'arrivo dell'ebook. Vi ringrazio tantissimo, dove tra l'altro appunto metteremo altri approfondimenti, altri esercizi che potremo fare anche dal punto di vista magico e oltre appunto alle interpretazioni date da alcuni abbinamenti e insomma le chiavi per come arrivare alle interpretazioni in modo autonomo e spontaneo. È sempre importante quando si entra in contatto con una lama così significativa come quella della papessa, ma comunque come tutti gli arcani maggiori, soffermarsi in meditazione. Dunque, tenendo la carta con sé, osservandola attentamente, fissando i dettagli, cercare di ascoltare cosa ci arriva per il tramite dell'intuizione, una lama come la papessa appunto che va a stimolare l'intuizione e vedere non solo cosa ci arriva a livello di significati, ma anche cosa stimola in noi, perché ogni volta che entriamo in contatto con qualche nuova vibrazione o con qualche vibrazione in modo specifico, in questo caso entriamo in interazione con questa lama, ecco che riceviamo non solo informazioni ma anche un richiamo per assonanza di qualcosa che è già dentro di noi e dunque anche un buon esercizio per sviluppare quel qualcosa che magari è latente. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!